Mamma mia che schifo di partite. Mamma mia quando fate schifo, ma io da zappare, almeno fate qualcosa di buono. Perché a giocare non è cosa vostra, se volevate vincere lo scudetto. 2-0 si vinceva, 2-0 in 7 minuti, 3 gol. Gli ultimi 7 minuti, 3 gol avete preso. Ma che schifezza, ma che squadra di merda. Oh scudetto, ma quale scudetto? Ma ciao a tutti amici, da Napoli l'87. Prima di iniziare con il video vi invito come sempre a lasciare almeno un bel mi piace, ad iscrivervi al canale, attivando la campanellina per essere aggiornati con i nuovi video di Napoli e condividete questo video con i vostri amici, parenti e chi vi pare. Mamma mia, è vero che le squadre toscane sono le nostre bestie nere perché l'Empoli non vinceva dalla morte del Papa, è tornato a vincere proprio con il Napoli. L'ultima partita che aveva vinto era il Maradona e ha vinto un'altra volta. Ti rendi conto? Solo noi diamo i punti all'Empoli per farla salvare. 6 punti gli abbiamo dato. Ma di cosa stiamo a parlare? Ma qui gioca ancora, Spalletti, mi fa piacere. Ma che cazzo di cambi? È l'ennesima volta che fai cambi sbagliati e ci fai perdere una partita. E Meret pure tu, ma che cazzo fa? Che non sei impostato un pallone da dire, ma che cazzo fai? Mamma mia, che partita di merda, che figura di merda. 7 minuti, nemmeno in eccellenza pigliano il gol. Una squadra d'eccellenza non li prende 3 gol in 7 minuti, alla fine. Ma no, mamma mia, io non lo so. Io non lo so che squadra di merda che siamo. E mo rischiamo pure il quarto posto. Scherziamoci. Perché meno male la Roma ha perso, meno male. Perché sennò noi non dobbiamo guardare Inter e Milan. Noi dobbiamo guardare dietro. La Juventus che ora arriva. Perché oggi vi andrà a vincere a Sassuolo. E poi attenzione, perché comunque rimangono 4 partite. L'Atalanta sta risalendo, è vero che ce l'abbiamo ancora un po' lontana, però la Juventus è la prima che ci andrà sopra. Mamma mia, dalla lotta a scudetto rischia... Ma si può vedere, dalla lotta a scudetto rischia anche il quarto posto. Già se ti fai sorpassare dalla Juventus, voglio a me ma bruci. Perché cazzo, teniva a 16 punti. Stavi lottando anche per un campionato che io ovviamente sognavo per vincerlo quel campionato, anche se ero consapevole che non lo vinceva il Napoli il campionato. Perché questo è il Napoli, questo è il Napoli. Nelle partite fondamentali si fa male. Mamma mia, oggi salvo solo Mertens che ha fatto una bella partita, è uscito, ha fatto gol e l'ha fatto pure uscire Spalletti, non so perché, secondo me poteva giocare pure tutta la partita. E Insigne, basta, nessuno è più, non voglio salvare più nessuno. Porca puttana, chissà fa una cosa buona e 10 sbagliate. Mario lui, uguale. Marquinhos non ne parliamo proprio, mi sa Marquinhos in campo, un Napoli ha piato 3 gol. Ma porca infame, porca. Faccio fu figo da mare per chi si caga, che chi se ne fottono proprio un Napoli, chi si caga. Tanto finisce il campionato, se ne vanno tutto a mare. Che i soldi che tengono, che cazzo se ne fottono un Napoli, che cazzo se ne fottono la maglia un Napoli. Mamma mia, 2-0, si mettono a festeggiare, se ne vanno a fare scampagnati in due campo. Non lo so, io non lo so, ma che... Gol fotocopia, 2 gol fotocopia con Marquinhos a terra, a culo a terra. E poi Meret si mette a fare... No, vabbè, gliel'abbiamo regalata la partita. E chi che non vincevano a Nuovo nei tempi vengono a vincere proprio con il Napoli. Io l'ho detto, 6 punti regalati all'Empoli, poi punti regalati allo Spezia, poi sconfitte con la Fiorentina di qua, pareggio. Cioè, che cazzo vuoi vincere? Non vincerai mai un cazzo così, la mentalità non ce l'hai per vincere. Niente, voglio basta, finisce qua il video, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, soprattutto se ancora non l'avete fatto, almeno fate questa cosa, iscrivetevi al canale di Napoli87. Faccio complimenti all'Empoli che ci ha creduto, ha fatto la sua partita, ha visto un Napoli di merda e si è andato a prendere la vittoria. Come è giusto che sia, i sbagli se gli fai, poi paghi, e così è successo. Hai pagato, hai perso la partita, in 7 minuti, vergogna. Gli ultimi 7 minuti, 3 gol hai pigliato. Mamma mia, che scendi, che merda.
Con questo è tutto ragazzi, buon fine settimana a tutti. Da Napolino 87 come sempre, voglio Forza Napoli, solo la maglia.